Eccoci qua anche questa sera, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match, una serata dedicata all'Europa questa sera, Ermanno. Sì, la dedichiamo all'Europa, ma soprattutto agli europei, perché abbiamo preso spunto da una sentenza che viene dalla Corte Costituzionale, dalla Corte Europea, che condanna un evento che è stato un trattato segreto tra Molotov e Ribbentrop. Due personaggi, uno sovietico e uno nazista, e le due entità, qualche anno prima che poi scoppi l'invasione, l'attacco diciamo da parte della Germania nei confronti dell'Unione Sovietica, c'è un accordo molto importante perché determina un'evoluzione anche socio-economica dei due paesi e lo vedremo più avanti. E questo è diciamo l'aspetto, ma soprattutto è una condanna delle ideologie e questo è un passo avanti perché purtroppo spesso le ideologie sono strumenti di massacri e di morte, quindi sono dei prodromi di un evento molto, molto triste. E poi invece la seconda parte la presenti tu. Certo, la seconda parte resteremo sempre in Europa, ma parleremo di questa Europa un po' matrigna, parleremo di contributi europei, parleremo dell'Europa di Visegrad, di questi 4 paesi che prendono molto ma forse partecipano poco a quelle che sono le necessità degli altri paesi europei. Dunque, ma diciamo che sotto c'è anche là un po' di ideologia, sì, quindi certo. Andiamo ad analizzare l'ideologia moderna legata a un certo tipo di profitto, meritato o non meritato lo stabiliremo durante la trasmissione. Certo, intanto allora presentiamo gli ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione, nella quale appunto andremo a capire un po' che cosa è stata questa risoluzione che è stata votata al Parlamento europeo. Buonasera a Pietrangelo Pettenò. Buonasera Pettenò, una figura possiamo dire storica della sinistra veneta, no? Insomma una lunga carriera politica nella sinistra veneta appunto. Buonasera Antonio Guadagnini. Buonasera. Consigliere regionale di Siamo Veneto. Grazie anche lei di essere qua e buonasera a Claudio Gori. Buonasera Gori, esponente di Fratelli d'Italia. Allora, prima di affrontare però la questione appunto di questa equiparazione tra nazismo e comunismo nelle responsabilità, diciamo tra virgolette, della Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo il nostro spazio dedicato alla ricorrenza storica. Certo. Allora, sentiamo la sigla di Memorandum e così capiamo di che cosa parliamo stasera. Memorandum, storia e memoria. 24 settembre 1961. Si tiene la marcia per la pace Perugia-Assisi. Al corteo non violento partecipano 20.000 persone. Eh sì, la prima edizione di questa marcia per la pace Perugia-Assisi, 24 chilometri. Abbiamo un po' riassunto la storia di questo appuntamento in questo breve servizio. Per la pace e la solidarietà tra i popoli. Più di 20.000 persone sfilarono il 24 settembre del 1961 in occasione della prima edizione della Marcia per la pace Perugia-Assisi. L'iniziativa era nata su spinta del politico e filosofo perugino Aldo Capitini, tra i primi in Italia a sostenere il pensiero gandhiano, tanto da essere soprannominato il Gandhi italiano. Contrario ai totalitarismi in genere, convinto sostenitore della non violenza, Capitini era una figura eccezionale che visse in un periodo storico caratterizzato prima dal fascismo e dal nazismo e poi dalla guerra fredda. Per il primo corteo non violento italiano, Capitini si sarebbe ispirato ad un raduno pacifista anglosassone del 1958 che sotto la guida del filosofo Bertrand Russell aveva organizzato una protesta antinucleare. Il 24 settembre 1961 fu anche l'occasione per utilizzare per la prima volta la bandiera della pace, la bandiera arcobaleno, che resterà nel tempo
il simbolo della non violenza e contro tutte le guerre. In 58 anni i pacifisti della Perugia Assisi si sono ritrovati 23 volte. Volutamente si è evitata la ricorrenza annuale per far sì che l'incontro non diventasse un appuntamento rituale e retorico. I 24 chilometri della Perugia Assisi sono stati percorsi l'ultima volta il 7 ottobre dello scorso anno. Aveva come tema "Osiamo la fraternità". Il prossimo appuntamento è in programma l'11 ottobre del 2020, una marcia a Perugia Assisi per un'economia di pace e fraternità. L'economia mondiale, spiegano gli organizzatori, sta diventando sempre più ingiusta e insostenibile, uccide più delle bombe, semina guerre e tensioni, alimenta la povertà, la disoccupazione e l'esclusione sociale. Allora, parliamo di la prima edizione del 1961, le condizioni erano completamente diverse rispetto ad oggi. Siamo a 15 anni, 16 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e siamo alla vigilia del Vaticano II. Ecco, bisogna tenere presente questa marcia, che significato ha anche nel contesto storico, come è necessario fare sempre per questi eventi. E io credo che ci sia una sorta di ripensamento del comportamento della Chiesa durante l'ultima guerra e quindi sia il Vaticano II che poi successivamente anche questa marcia della pace forse cerca di chiudere una ferita che era stata aperta. E adesso lascerei la parola ai nostri ospiti per capire, analizzare assieme ai nostri telespettatori che significato ha avuto questa marcia e perché era necessaria a quell'epoca. E poi ovviamente è diventato un simbolo importante. Certo. Pietrangelo Pettenò, lei ha avuto modo tra l'altro di partecipare spesso, no? È andato più di qualche volta a questa marcia. Tanti anni fa e anche poi in più occasioni. La sensazione sia della prima volta che ho partecipato ma poi anche nelle altre occasioni è un po' lo spirito che è caratteristico di questa marcia e che è rimasto. La non ritualità, come diceva nell'introduzione, infatti si fa ogni 2 o 3 anni, non c'è una data non c'è una periodicità fissa e lo spirito è quello di una partecipazione popolare, individuale, che diventa un obiettivo collettivo, cioè nel senso che lo spirito che con Capitini è nato nel 61 e che poi si è mantenuto è quello che la pace si costruisce tutti i giorni e soprattutto si costruisce da una coscienza che deve nascere dal basso anche, no? Quindi non ci si può aspettare la pace dai governanti, non ci si può aspettare la pace dai governi o dagli stati, la pace si costruisce, quindi c'è molto qui anche del solidarismo cattolico, no? che si diceva, stava introducendo prima l'editore, e in effetti questo spirito lo si viveva assolutamente, i giovani, politici, cioè il politico, il deputato e ci parli assieme eccetera, ma poi c'è il francescano, c'è il parroco, c'è lo scout, la suora, il comunista, il democristiano, cioè c'è una moltitudine di idee accomunate da questa volontà, insomma, di costruire insieme un percorso che sia di condivisione, di un percorso di pace, insomma, questa è un po' la cosa. Sempre molto allegra, molto così, insomma, non sono mai state tensioni, che io mi ricordi, cioè è una festa. Cioè è una festa ma di grande impegno, cioè è un impegno importante che fa lo spirito iniziale ma che poi deve mantenere, quello che deve far riflettere ognuno di quelli che partecipano, deve trasmettere questa sensazione agli altri, insomma questo è quello che ho vissuto e che mi pare sia ancora lo spirito importante di questa marcia. Ecco, ma Claudio Gori, nel 61 perché secondo lei è stato necessario, si è sentita questa spinta di fare una marcia per la pace? Beh, diciamo che sono delle necessità non solo collettive ma anche individuali. Sebbene fosse passato qualche decennio dalla guerra, dall'ultima guerra, era come essere usciti dalla guerra praticamente l'altro ieri.
per cui c'era un momento in cui sia individualmente che a livello collettivo, senza nessuna distinzione di partito, di ceto sociale, ma io direi anche di appartenenza ad alcune religioni, perché ci sono stati anche altri credenti di altre religioni che hanno partecipato. Ecco, c'è stata questa necessità di riappacificarsi, di dimenticare quello che c'era stato anche di brutto nel passato, è inutile negarlo, e per, secondo me, eliminare anche quelle che erano le cosiddette disuguaglianze, no? Questo è proprio lo spirito della Marcia di Assisi, tant'è vero che dal 61 al 97, da circa 20-24 mila partecipanti, nel 97 sono arrivati, perché io non ho mai avuto il piacere di partecipare per motivi professionali di distanza, ma nel 97 siamo arrivati fino a 100.000 presenze, cioè una valanga umana, una comunità planetaria che ha percorso anche scalzi in alcuni casi, 24 chilometri. Quindi sono quei 24 chilometri di riappacificazione e di sofferenza per condividere dei momenti di pace che ad oggi sembrano portati in secondo piano non più dalla violenza, dalla prima linea, dalla guerra, ma proprio da un nuovo fronte che è quello della, scusate il gioco di parole, ma della guerra economica. Perché se una volta era una baionetta che uccideva, oggi c'è una guerra tra multinazionali e poteri forti, anche bancari, anche di paesi esteri, che riescono ad incidere economicamente sulle politiche sociali di un paese, portando fino alla disperazione. Quindi la Marcia di Assisi va vista sotto vari punti di vista, cioè è una riappacificazione globale che deve portare anche a riflettere, cioè devono essere 24 chilometri di riflessione che portino un attimino non solo di serenità all'interno di noi stessi, ma anche un momento di riflessione per il futuro di qualsiasi collettività, qualsiasi paese, indipendentemente dal credo, che sia politico, che sia religioso, che sia anche socio-economico. Prima diceva il signore, perdonatemi, non mi ricordo il cognome, però si può marciare a fianco a un senatore, a un onorevole, come a colui che vende il prosciutto o le scarpe, perché in quel momento non c'è nessuna distinzione economico-sociale. Ecco, ma non è una manifestazione di popolo, diciamo, che vuole magari, come dire, contiamo anche noi singoli? Sì, secondo me, mi hai letto nel pensiero, perché secondo me l'idea era proprio quella di mettere al centro, rendere protagonisti le persone singole, come ha detto Pietrangelo prima, e mettere, come dire, in secondo piano la gestione politica di questi eventi, quindi quella dei partiti, cioè responsabilizzare le persone piuttosto che attendere dall'alto la soluzione dei problemi. Tra l'altro in quel periodo erano in corso delle guerre, non c'era stata soltanto la seconda guerra mondiale, ma poi c'è stato il Vietnam, la Corea, eccetera, c'erano guerre molto importanti che erano arrivate, e in più, secondo me, coincidenza importante è anche il fatto che qualche mese prima era cominciata la costruzione del muro di Berlino, quindi l'idea di creare ponti e non muri, cioè l'idea di mettere insieme tutte queste categorie, tutti questi soggetti, era quella di dire, condannare quel tipo di azione prodotta dai totalitarismi, tra l'altro, quindi tema che si aggancia a quello di cui parleremo dopo, perché proprio nell'agosto 61 c'è stata la costruzione del muro di Berlino, e quindi l'idea della separazione, del conflitto, della contrapposizione. Invece qui c'è l'idea dell'unificazione, dell'unione, del dialogo, del rapporto, e quindi due cose nello stesso anno che hanno avuto un grande significato simbolico. Secondo me c'è stato anche questo, senza contare appunto la citata marcia di Bertrand Russell, che era un noto pacifista e che era molto sensibile a questi temi, quindi che aveva già manifestato contro il nucleare, tra l'altro. Esatto, no? Esatto. E poi secondo me c'è stato anche l'avvio di tutto quello che si è arrivato col 68, delle manifestazioni che hanno reso importante anche proprio l'apporto della società civile sulle scelte politiche, quindi questa idea di protagonismo delle persone che comincia proprio in questo anno. Ma questa marcia sarebbe stata possibile 20 anni prima, 30 anni prima? Provate a immaginare se chi in quel momento gestiva, diciamo, le varie attività politiche a livello mondiale avrebbe accettato o se gli stessi francescani avessero promosso una marcia di questo genere. 1935, per dire un numero,
1939, 1928. Era possibile che i francescani dicessero facciamo la marcia della pace? No, lì, come accennava all'inizio della riflessione, c'era anche un ruolo della Chiesa di un certo tipo durante quegli anni, no? Che effettivamente poi, finita la guerra, eccetera, si fa una sorta di autocritica importante da questo punto di vista, che magari non si è compiuta nelle forme forse desiderate da tanti, che anch'io pensavo fossero più coraggiosi nell'ammettere errori pericolosi, errori madornali che hanno fatto la Chiesa durante quegli anni. Però diciamo che in quegli anni, cioè Aldo Capitini e altri, insomma, no? Quegli anni sono partecipi a quella vita politica, no? Insomma, è antifascista, una storia travagliata politicamente, ma insomma di impegno. E lì matura anche quest'idea che è un altro degli elementi centrali del pensiero non violento. Cioè lì nasce Aldo Capitini, con altri è uno dei principali, diciamo così, ispiratori del pensiero non violento, ispirandosi a Gandhi, ma tentando di portare, ed è una novità per il nostro paese, per il mondo, per la nostra realtà, perché in effetti introduce allora questa sua anche resistenza a schierarsi partiticamente, ma appartenendo a un mondo politico, socialista, antifascista, quindi lui era ben collocato, ma non aveva questa smania di essere rappresentante di un'organizzazione partitica, aveva quest'idea invece di tramandare questo pensiero non violento, parlava già allora, cioè, è molto interessante, non ho avuto tempo in questi giorni di riapprofondire, non sapendo stasera la cosa, però mi ricordo benissimo, noi anche come allora nel Sinistra a Venezia avevamo fatto dei convegni proprio sul pensiero della non violenza, cosa assolutamente insolita per il movimento comunista, no? Storicamente. Mi ricordo con allora segretario Fausto Bertinotti, sono stati degli impegni nazionali su questo, e la figura di Aldo Capitini spiccava per la sua anche gli aspetti teorici, diciamo così, oltre che non violenza, parlava già allora, stiamo parlando degli anni 40, insomma, quindi prima della fine della guerra e anche subito dopo, per esempio sulla democrazia diretta, la partecipazione, ecco che questi elementi li si ritrovano nella sua idea di questa marcia, cioè poi riesce a fare il miracolo, dico, di mettere insieme un mondo così eterogeneo che appunto che va dalla Chiesa Chiesa non ufficiale, perché lui la Chiesa ufficiale l'ha criticata aspramente, se non ricordo male, tantissimo, i patti lateranensi, so che era ferocemente un avversario di questi concordati e quant'altro, però poi lui tenta proprio di prendere lo spirito della democrazia partecipativa, cioè quello di cui adesso parliamo, democrazia diretta, cioè già allora, cioè, capite? Quindi è davvero un antesignano di un pensiero moderno, io dico, moderno e necessario per una società. Ma non sarebbe stato utile anche in quel momento fare una sorta di, diciamo, autocritica? Da parte di chi? Della Chiesa, probabilmente. Da parte di chi ha abbracciato questa iniziativa molto importante, perché diciamo che l'uomo abbandona certe ideologie e partecipa, la partecipazione non è ideologica di questa marcia, e stiamo tutti insieme, comunque siamo e comunque crediamo, quindi invitano tutti a partecipare, e questa è la forza di questa marcia. Ma non era il momento di dire bene, ma forse abbiamo sbagliato su qualche cosa e di questo ce ne pentiamo? Parlo dei francescani. Beh, ma secondo me i francescani con la Chiesa Cattolica hanno sempre avuto un rapporto di, come dire, amore e odio, nel senso che anche con i gesuiti. E con i domenicani, cioè, hanno sempre rappresentato tramite lo spirito di San Francesco una interpretazione del pensiero di Gesù totalmente diversa rispetto a quella ufficiale della Chiesa Cattolica. C'è sempre stata una certa, come dire, tolleranza reciproca, però hanno sempre seguito il loro indirizzo, e di conseguenza secondo me loro non avevano niente da recriminare, probabilmente la loro idea era quella di come dire, manifestare nei confronti della Chiesa quello che dice lei: cercate di fare un po' di mea culpa e di rivedere le posizioni che avete
mantenuto finora, però secondo me i francescani non avevano questa responsabilità, perché l'idea della pace è sempre stata fondativa del loro pensiero, ovviamente essendo francescani, e per me per lunghi tratti dell'esistenza della Chiesa, del pensiero cattolico, sono sempre stati la parte come dire, più genuina, più vera, che ha garantito anche maggior consenso sociale, perché rappresentavano come dire, il modo di essere di Gesù nel miglior modo possibile. Quindi per me sono sempre stati una parte veramente importante nell'ambito del pensiero cattolico e del cristianesimo. Claudio Gori? Non c'era qualcosa che potessero dire prima, dice noi facciamo questa e ci mettiamo una pietra sopra? Lei ha accennato a una cosa molto fondamentale, cioè il contesto storico. In base al concetto storico tutto era permesso e nulla era permesso. Chiesa compresa, in questo caso Vaticano compreso. Hanno vissuto, io sono nato nel 1965, quindi mi faccio un'idea della storia, di quello che viene scritto ma anche di quello che viene raccontato, però la Chiesa ha subito o ha vissuto volontariamente un determinato periodo di clima, di silenzio, per il quale era conveniente probabilmente per la Chiesa stessa non alzare la voce. Ma i motivi erano molti, c'è stato un periodo di guerra, c'è stato un periodo in cui la Chiesa era distante da uno Stato, da colui che governava, nel bene e nel male, fino a che poi però la Chiesa, senza fare un mea culpa, ha cercato di riscattarsi. Però tramite la marcia della pace cosa ha fatto? Qual è stato lo spirito successivo che poi è venuto nel tempo, ad esempio nella marcia del 1985? Non solo quello di riunire i sentimenti comuni verso la non violenza, contro la guerra, ma c'è stato un sentimento che è quello di proporre l'abolizione o l'abbattimento delle spese verso gli interessi militari, l'abbattimento delle spese del riarmo dei paesi. Questo non è una cosa da poco, questo è scattato proprio nel 1985, quando altri paesi erano in guerra. Guardi, dalla guerra ai genocidi, se poi l'argomento di questa sera, in tutto il mondo ce ne sono stati, però proprio da Assisi è partito quel concetto di riduzione delle spese per gli armamenti che nessun paese aveva mai fatto. C'era la cosiddetta guerra fredda, gli Stati Uniti investivano sempre di più nel denaro, l'Unione Sovietica ne investiva ancora di più, c'era una guerra nell'investire denaro e alla fine per una potenziale strage, una potenziale uccisione che la guerra non poteva accettare. Quindi c'è stato un risveglio probabilmente tardo, ma bisogna vedere il contesto storico, ovvero quali erano gli interessi all'epoca nel poter andare contro alcuni governi per i quali forse la guerra era l'unico modo di espandere i propri confini. Probabilmente c'è stato anche un timore reverenziale contro una violenza che non era accettabile, però tornando al discorso di prima, non hanno avuto probabilmente il coraggio di fare il mio mea culpa. Con la marcia di Assisi c'è stato un momento dal 61 in poi, un po' tardi ma anche presto al contempo, di poter dire riappacifichiamoci. Tra le righe non hanno detto siamo pentiti di non aver alzato la voce prima, di non aver marciato prima, però capite bene che era un contesto storico difficile che probabilmente andava vissuto di persona per poter esprimere meglio i propri sentimenti. È un ottimo commento di un fatto che viviamo ancora adesso, che è importante, perché è importante che la gente si riunisca. Io avrei apprezzato di più se ci fosse stata un'indagine e una ammissione storica di quello che era successo durante il conflitto, e proprio dall'ordine francescano. Ricordiamo quello che è successo solo in Croazia, non parliamo poi in Bulgaria o in altri posti dove addirittura il capo di Stato era un cardinale ed è stato condannato a morte per tutti i misfatti che ha fatto. Ma si distinguono i francescani in Croazia quando va al potere Ante Pavelić. E tutta l'organizzazione croata degli Ustascia viene fatta nei conventi italiani
vengono organizzati, poi successivamente, quando ci sarà il patto con Hitler, il patto con Mussolini c'era già, questa attività, diciamo, di eliminare non tanto quello che era tradizione dei tedeschi, gli zingari, gli ebrei, ma lì vengono sterminati gli ortodossi sistematicamente, e parliamo di circa, il numero più piccolo che possiamo scegliere è 640.000, si parla di 1 milione di ortodossi. E allora ci rendiamo conto che, e ne parleremo più tardi, nella guerra di Hitler contro la Russia, gli slavi non erano considerati perché ortodossi venivano massacrati, non li mettevano neanche nelle camere a gas, morivano di fame nei campi di concentramento, compreso Auschwitz, che aveva un settore solo per i serbi. Quindi la seconda guerra mondiale, lo dico per i nostri spettatori se hanno voglia, tempo di approfondire, è l'ultima crociata, perché c'è una guerra di religione vera e propria contro gli ebrei, contro gli ortodossi e contro qualsiasi altra religione, e questo è un dato di fatto. Ma la cosa più rimarchevole, la cosa più triste, è che in 10 campi di sterminio, e lo sterminio a quell'epoca in Croazia era una cosa che faceva rivoltare lo stomaco ai gerarchi tedeschi e italiani della SS, tant'è che a un certo punto impongono il carico di queste vittime ancora vive per portarle ai campi di sterminio tedeschi, perché almeno, dice, noi sappiamo come sopprimerli. Venivano torturati e giocavano a calcio con le teste delle vittime. A capo 10 campi di sterminio, parliamo da 200.000 a 20.000, 10.000 di morti, quindi vari campi di sterminio. Chi gestisce questi campi sono i frati francescani. Allora, prima della marcia, bisognava dire: ci pentiamo, abbiamo avuto dei fratelli che non hanno capito la parola di Cristo, e poi, allora, avevano anche, diciamo, più dignità nel fare questa marcia, perché in questa marcia vengono invitati tutti, anche quelli che 15-16 anni prima erano i nemici da abbattere. E la stessa cosa viene fatta, questo è un prodromo, la marcia, di quello che sarà il Vaticano II. Il Vaticano II non sta cercando un nuovo tipo di, un adeguamento della cristianità a un periodo ormai che è cambiato. Ma il Vaticano II è mettere una pietra tombale su tutto il passato. Quindi vengono invitati tutti, tutte le religioni, siamo tutti improvvisamente amici. Ma 15 anni prima gli altri venivano scannati, e i vincitori, perché parleremo poi delle guerre contro l'Unione Sovietica, contro molti altri paesi, sono guerre che comportano, per esempio nella nostra guerra contro l'Abissinia, parliamo di Addis Abeba, decine di migliaia di morti, però i sacerdoti andavano a cercare i prigionieri cristiani, li sottraevano dal genocidio e gli altri li lasciavano là. Evidentemente c'è un passato che non deve essere dimenticato, solo perché se no non riusciamo a capire fino a che punto arriva la fede e fino a che punto arriva l'ideologia. E le due cose non devono essere nascoste. Prego. Però secondo me, allora, le persecuzioni non sono state fatte dalla Chiesa Cattolica, le persecuzioni degli ebrei sono state fatte dal nazismo per motivi razziali. No, guardi, parlo di Croazia. Gli ebrei erano circa 30.000.
Invece i cristiani ortodossi sono oltre 700.000. Secondo quello che scrive un generale delle SS a Hitler, sono oltre 1.100.000 circa. Ma naturalmente i numeri sono difficili da ricostruire oggi, ma parliamo che proprio il minimo, le Nazioni Unite alla fine della guerra hanno condannato questo genocidio di cristiani ortodossi e parlano di 640.000. Sì, però è fatto allora, i genocidi sono fatti dai nazisti da una parte e dai comunisti dall'altra, non sono fatti dalla Chiesa Cattolica. No. Io sto parlando di un fatto concreto. Frati francescani a capo dei campi di sterminio croati. Addirittura uno riesce a vincere una gara di come ammazzare questa gente e ne ammazza 1.300 da solo. Il capo della Chiesa, allora, il responsabile per il Vaticano, è il cardinale, non ancora, Stepinac. Ecco. Il cardinale Stepinac che ha assistito a questo massacro, perché parliamo che la Croazia aveva 6 milioni di abitanti, vuol dire che ogni 6 abitanti c'era un morto. La cosa non poteva passare sotto silenzio. E lo stesso Ante Pavelić, che è il presidente della nuova Croazia, si vanta: io ammazzo più di Hitler. Diciamo che... Ma i responsabili sono in parte la Chiesa, e addirittura c'è un incontro tra Ante Pavelić e Pio XII. E Pio XII si congratula, ma non solo. Ma dopo, alla fine della guerra, quando Stepinac viene condannato e non mandato e non impiccato, ma condannato a 16 anni, poi in realtà ne farà 5, il resto lo farà civilmente in parrocchia. E Pio XII lo elegge cardinale. Dopo, sì, infatti. E allora mi domando, quanto vogliamo mettere una pietra sopra a questo evento molto bello? Sarebbe stato utile a dire abbiamo avuto dei fratelli non all'altezza della nostra situazione. Oggi sì, la situazione è cambiata, e quindi le cose andranno in maniera diversa. Perché un conto è Cristo, un conto è la cristianità, abbiamo visto le crociate. Un conto è San Francesco, di cui abbiamo il massimo rispetto e diciamo è un punto fondamentale non solo della Chiesa ma dell'umanità in generale, tant'è che è utile anche adesso, perché dice fratello sole, sorella luna. Certo. E abbiamo mezzo mondo che si rende conto che stiamo autogasandoci, no? Divertendoci e senza sapere che facciamo più danno di una bomba atomica. Allora, quello che io mi domando è, per essere credibili, bisogna essere sinceri. Sì, è una pagina davvero drammatica su cui anche non si è mai fatto molta luce, cioè nel senso che in effetti, ci sono decine di libri e ci sono però le Nazioni Unite che dicono esattamente come stanno le cose, riducendo al massimo, perché dove non c'era certezza di morte non consideravano, eccetera. Non c'è stato quel clamore nel dire quelle pagine orribili sono state delle responsabilità su cui oggi ci dice. Però hai ragione su questo. Io però credo che parlavamo della Marcia della Pace, a cui partecipano mondo cattolico e tante altre ideologie, appartenenze, proprio. Ma quello che è secondo me la cosa importantissima di questa iniziativa, nata allora in quel periodo, eccetera, anche se chi ci ha partecipato non aveva tutta la coscienza a posto, giustamente come diceva, è la trasmissione di una filosofia, proprio di un'ideologia, direi anche, proprio di combattere le guerre, cioè
tutti questi orrori. La guerra è orrore, qualsiasi parte la si guardi, dalle crociate fatte dal cristianesimo fino a quelle di questi giorni. E questo movimento che nasce con questa forza, perché le guerre erano finite la seconda guerra mondiale, ma ce n'erano tante in corso, diceva prima Gori prima, e tante ce ne sono anche adesso sotto altre forme, no? Ma è proprio il ripudio di questo strumento, il ripudio di tutti gli strumenti di guerra che poi si sono chiaramente modificati, ne conosciamo in tanti, non c'è più solo appunto le trincee, oggi siamo ad altre guerre, però è il movimento pacifista che nasce con forza negli anni 60 con Capitini che l'ha teorizzato, il movimento non violento, è proprio il ripudio della guerra come strumento e quindi la creazione di valori eccetera diversi, proprio quello che la coscienza appunto deve trasmettere, che il mondo, la pace è una cosa a cui in qualche maniera bisogna aderire come strumento di coesione mondiale, non so come dire, cioè quindi e nasce proprio un'ideologia fortissima, nasce il movimento pacifista, nascono queste cose che poi si possono deridere perché ci sono tante forme eccetera, ma quella cosa lì è una cosa che oggi ha un valore importantissimo ancora oggi, insomma, no? È nato in quel contesto, è stato ancora più forte. Non a caso hanno aderito a questa idea molti intellettuali, insomma, di vario genere, insomma, di estrazione, grandi scrittori, grandi intellettuali di quella della nostra società italiana e non solo. Ma quindi su questo è il punto. Quindi, il punto centrale qui è questo, cioè la marcia a Perugia-Assisi, con tutte le contraddizioni di chi ci partecipa, come tutte le altre cose che si fanno in cui si partecipa magari spesso non avendo la coscienza a posto, no? In tante cose, è il valore, cioè io salverei questo valore, insomma, di un'etica proprio, di un'etica del far politica, che è questo. Il pacifismo è un'etica della nostra società ed è una ideologia fortissima che va perseguita in tutte le forme. Ma lei crede che la guerra che stiamo subendo adesso sia uguale a quella per cui facciamo la marcia della pace? Ma no, ma certo che no, sono altre forme più difficili da combattere probabilmente. Diciamo che i proiettili, salvo alcune zone del pianeta, non servono più. Esattamente, cioè, ma servono ancora perché ne uccidono ancora anche con proiettili, li mandano i droni, bombardano eccetera, quindi sta cambiando tutto, bombardano ancora, uccidono ancora con le armi, le munizioni, sicuramente. Sai che tanti morti avvengono per altri fattori non classificabili sotto la cosa guerra, armamenti eccetera, ma sono altre cose, no? Quindi certo, beh. Gori cosa pensa di questa? Non tanto della marcia, credo che sulla marcia siamo tutti d'accordo. No, se ci ricolleghiamo... Bisogna che ci sia per i nostri figli, per quelli che vengono dopo. Forse bisogna riappropriarci di San Francesco. Di quello vero però. Sì, di San Francesco quello vero, perché se bisogna dare, o dobbiamo tutti dare un esempio ai nostri figli affinché non si ripetano determinati errori, e purtroppo l'uomo è talmente imprevedibile che magari qualche errore in futuro lo ricommetterà, però capisce bene che la Chiesa all'epoca e ancora ad oggi non ha fatto il mea culpa. Perché? Perché soprattutto durante gli anni 40, dal 41 al 45, per via delle guerre, per via dei contrasti di vario tipo, ha vissuto una sorta di crisi di identità. E questa crisi di identità ha cercato di raffrancarla partendo proprio dalla Croazia, dal 41 al 45, in cui sono state fatte circa 300.000 vittime serbe, come riconoscendo lo Stato serbo come uno Stato ossequioso della religione cristiana. Ecco, e questo è soltanto il caso della Serbia, non è che deve essere un attacco nei confronti del Vaticano in tutti i sensi, però bisogna ammettere che il Vaticano avrebbe dovuto fare un mea culpa. Dire riconosco gli errori di alcuni fratelli che l'hanno commessi anche in modo eccessivo, perché è vero che i francescani gestivano i centri di raccolta di carne umana, perché questo era vero che facevano a gara a chi trovava la tortura più sanguinosa, più lenta e più sofferente per le vittime, e cercavano di non lasciare sopravvissuti, soprattutto questo era l'obiettivo. Però ecco, non è che la Chiesa sia tutto questo, è importante che la Chiesa prenda coscienza
Se trasliamo questa non presa di coscienza al 100% per dei delitti fatti durante un periodo bellico, post-bellico, purtroppo dobbiamo ammettere che ancora oggi la Chiesa fa fatica a riconoscere alcuni torti. Non saranno quelli della guerra, ma sono quelli della pedofilia, ad esempio. Cioè la guerra deve trovare una coscienza pulita per la quale si metta da parte l'interesse ideologico e religioso al fine di trasmettere dei valori concreti, puliti e sinceri veramente ai nostri figli. Quindi io trovo la Chiesa pulita, la trovo pulita, ma deve avere il coraggio di ammettere gli errori del passato. Certo. A lei l'ultima parola. Vabbè, allora è chiaro che in 2000 anni di storia ci sono stati molti errori della Chiesa Cattolica, sicuramente. È anche vero che la Chiesa fa fatica ad ammetterli, nel senso che onestamente richiede la confessione dei peccati dei propri fedeli, però i propri peccati fa fatica a confessarli, quindi non c'è un parallelismo pieno su questo principio cattolico, cioè quello della confessione. Però appunto bisogna dire che l'istituzione deve essere salvata rispetto alle persone che la gestiscono nel tempo. Abbiamo avuto grandissimi personaggi anche tra i papi. Giovanni Paolo II è riconosciuto da tutti come un grande papa, ce ne sono stati di meno apprezzabili e in 2000 anni di storia è l'istituzione più antica del mondo, non è scevra di errori, di colpe neanche la Chiesa Cattolica, però secondo me è una istituzione che complessivamente è bene che ci sia, piuttosto che venga screditata e che perde il ruolo sociale che ha, perché nel corso dei secoli, nonostante tutti gli errori fatti, è più il bene prodotto degli errori commessi. Quindi insomma, secondo me, io come dire, come si può dire, me la terrei cara, insomma, ecco, meglio che ci sia piuttosto che no, meglio che abbia credito sociale piuttosto che no. Non stiamo dicendo di negarla, forse ha bisogno di più partecipazione dei fedeli. Beh, in questo momento è scarsa anche quella, sì, sono scarse anche le vocazioni, non è una fase molto buona per loro. Speriamo che può essere anche che serva qualche personaggio che rilancia un po' la missione che hanno sempre avuto. In questo momento forse manca anche questo. Papa Francesco ci sta mettendo grande entusiasmo, grande energia, però sì, insomma, in questo momento non è una delle fasi migliori, diciamo, dal punto di vista anche del riconoscimento sociale della Chiesa Cattolica, e secondo me questo non è un bene, ecco. Perché credo che sì, la Chiesa Cattolica è nata sulla spinta dei fedeli che eleggevano l'episcopo, tra di loro non c'era l'elezione dei cardinali, eccetera, ma veniva eletto l'episcopo direttamente dalla base, forse tornando un attimino indietro e facendo partecipare maggiormente la base, forse si ottiene quello che in questo momento la Chiesa non ha. Ha un potere verticistico, ma non ha un potere diffuso. La partecipazione è per entusiasmo, per tutta una serie di valori, anche di fede, però bisognerebbe che fossero attive anche le basi, perché queste potrebbero indicare alla Chiesa un comportamento completamente diverso, e se leggiamo la storia dei papi abbiamo visto questo comportamento come gli imperatori di una religione, perché tali erano secondo l'eredità di Costantino, erano i Pontifex Maximus, e è rimasto il Pontife Maximus, che è il Papa. Quindi questa ha creato una situazione, diciamo, di accentramento del potere, e forse non è stata sufficientemente attenta a quelle che erano le necessità dei fedeli, salvo obbligarli alla fede
o alle persecuzioni, perché poi abbiamo la Santa Inquisizione che ci racconta un sacco di cose. Ma di questo un'altra pagina nera. Ne parliamo tra poco. Allora adesso andiamo in pubblicità, torniamo subito, inizieremo allora a discutere un po' su questa risoluzione del Parlamento europeo, sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, tra poco, dopo il break.